Seconda parte di F Motori, ben ritrovati. Siamo collegati assieme a Guglielmo Giacomello, responsabile dei trofei Renault. Buonasera, anzi ben trovato di nuovo assieme a noi. Buonasera a voi e a tutti, buongiorno. Allora, Giacomello, partiamo da quello che è l'appuntamento del Rally di Maiano, c'è perciò la validità del Clio R3 e quest'anno si aggiunge anche la Twingo. Sì, Renault ha voluto premiare quest'anno ancora i Rally di Maiano, dando doppia validità al trofeo Clio R3, che è ormai un trofeo molto radicato da diversi anni in Italia, sulla zona, e per il trofeo Twingo, dove saranno presenti le berlinette 1600, motore aspirato da 190 cavalli, che nella loro categoria R2B sicuramente saranno ovviamente molto forti e cercheranno di vincere la classe. Ecco, al di là del Maiano, come sta andando questo 2013? Certamente il Renault negli ultimi anni è il punto di riferimento in Italia nei trofei rally. Sì, in ogni caso anche per Renault, ma per tutte anche le caratteristiche, il 2013 segna un po' un passo guardando la crisi economica in generale. Però lo stesso Renault si è impegnata nel 2013 molto, davo anche un'anticipazione che da pochi giorni abbiamo passato anche i 100 iscritti in Italia, quindi un risultato sono bei numeri, sicuramente apprezzabile guardando anche la concorrenza. La filosofia di Renault è quella di cercare di aiutare tutte le zone d'Italia, quindi ha creato proprio appositamente tutti questi trofei che vanno dal campionato italiano alla Serie C e poi l'I-Zona, ma non per ultimo, proprio per dare la possibilità a tutti di concorrere a un montepremi. Beh, d'altronde non sono dei nomi come Albertini e Grugnola che hanno tra l'altro partecipato anche al Rally di Maiano, lo hanno fatto con Renault. Sì, dice bene appunto che Stefano Albertini è stato poi il primo campione italiano junior nel 2010 e si è laureato vincitore a bordo di una Clio R3 proprio all'ultimo Rally di Sanremo, e in questi ultimi anni poi ha ancora progredito come performance, è impegnato attualmente anche nelle gare di campionato italiano con ottimi risultati. Crugnola, un altro talento che ha fatto anche delle gare all'estero, campionato mondiale, e si ritrova attualmente in testa nel campionato italiano junior a bordo di una Twingo R2B. Direi che in questo caso si vede che effettivamente il marchio di Renault continua a cogliere delle belle soddisfazioni. Noi salutiamo e ringraziamo Guglielmo Giacomello, responsabile dei trofei Renault Rally. Grazie. Buon lavoro a tutti, grazie, arrivederci. Noi torniamo con i nostri ospiti, con Marco Sbaiz. Qual è il clima che si respira nell'ambiente del pre-GP, con tanti amici oppure c'è concorrenza da subito? È un clima dove si sente la passione per i motori. Lì si è amici fuori e rivali dentro alla pista. Quando si è lì per cercare di fare i tempi o per cercare la posizione in gara, lì non si guarda in faccia a nessuno. Senti, invece l'affinità con la tua moto, quando ci sei salito su per la prima volta, l'hai sentito subito tu, la moto, appunto, come andava, soprattutto la sentire appunto in strada, che cosa fondamentale, poi in pista, perché certamente per raggiungere anche certe performance la devi sentire bene. Sì, devi sentirti la tua, dove ci deve essere feeling tra te e la moto, devi parlarci mentre corri, devi avere assolutamente un contatto con la moto su qualsiasi cosa. Questa è una moto che poi con qualche cavallo più corre già al mondiale. Sì, infatti noi abbiamo 35 cavalli nella nostra categoria e nel mondiale invece ce n'hanno 52, ma come velocità, come performance sono simili. Perciò Misano quanto puoi toccare con questa? I 200 all'ora si toccano facilmente. Velocità comunque non poco, considerando anche comunque un 125. Ecco. Fabio, qualche altro progetto con Coso in futuro? Immagino di sì. Beh, insomma, progetti ce n'è sempre, guai altrimenti. Ecco, adesso sto preparando sempre un prototipo su base Suzuki e ho in ultimazione una Aprilia 250, sempre diciamo pezzo unico, per cui insomma ecco, quello a livello di moto complete. Poi, chiaro. Però spesso ti occupi principalmente anche di race oppure di clienti che effettivamente hanno delle idee ben chiare, la moto la vogliono
quasi coccolare, di averla esclusivamente per loro, ecco, senza neanche mostrarla, immagino. I veri amatori ci sono anche questi. Sì, sì, indubbiamente, ecco, poi ovviamente è chiaro, la cosa forse, penso, insomma, bella per i clienti è il fatto di seguire il progetto man mano che si evolve, che cresce, no? È una cosa molto bella, ecco, dal mio punto di vista, il fatto di cucirsi addosso la moto come si vuole, ecco. Poi ci sono anche le modifiche in corso d'opera, man mano che si sviluppa una linea estetica, immagino. Anche perché, insomma, una volta che si realizza il pezzo, come in questo caso, poi si fa magari la prova in pista, c'è la necessità di fare qualche affinamento, ecco, non sempre si cade subito bene, ecco, per cui, insomma, le modifiche servono sempre. Eric Mochiuti, invece per te i prossimi appuntamenti per quanto riguarda appunto le competizioni con la Formula Pista? I prossimi appuntamenti è il nuovo Rally Ronda 90 di Piave a fine agosto. Cambi. Esatto, lì gareggiamo per il trofeo Master Driver, dove sono in testa anche lì, e poi a inizio settembre, a fine settembre, le ultime 2 gare del trofeo pista, le ultime 2 poi a Pavia di Udine e poi inizia il trofeo invernale. Poi c'è anche una competizione, mi sembra, a settembre a Maniago, Sì. quella in notturne. Sì. Perciò. Che fatto fa proprio, soprattutto guidare di notte, cambiano un po' tutti i rapporti, monti la fanaliera oppure avanti con i fari di sera? No, con solo le posizioni, la pista illuminata, Okay. Certe volte non abbastanza a dovere, ma comunque dai, si vede. Certo. Senti, ci sarà anche qualche altro sviluppo nella tua Lupo prossimamente? Sì, la mia macchina è sempre in continuo sviluppo perché è una macchina nuova, nessuno aveva mai provato a farla per questo tipo di gare e lottiamo contro delle macchine che già ormai sono anni e anni che corrono, quindi la nostra è in continuo sviluppo per riuscire a stare lì davanti anche nei cittadini. Marco Sbaez, la preparazione invece al di fuori della pista, quella che può essere soprattutto fisica, palestra, bicicletta, corsa, importante anche perché le gare sì, non durano tantissimo, però bisogna avere una freschezza atletica. Certo, io mi alleno fisicamente un po' in palestra e poi mi alleno spesso o a piedi o in bicicletta, perché con la moto non ci riusciamo ad allenare molto, quindi tocca fare tutto a casa. E poi c'è anche magari da trovare un po' di spazio per studiare, immagino. Sì, a scuola vado molto bene, i voti sono alti, quindi riesco a fare sia uno che l'altra cosa, ecco. Senti, invece per quanto riguarda la conoscenza poi tecnica sulla moto, ti informi anche di questo, perché è importante portare poi le informazioni, soprattutto chi dai box fa delle modifiche. Sì, è importante sapere cosa c'è sotto. Infatti io mi sto studiando e bisogna studiare ancora molto perché c'è gente che è da anni che studia e quindi cerco di arrivare a quel livello là di preparazione anche di sapere su Che è fondamentale, sui motori, perché per portare, abbiamo anche degli esempi in Italia di bravissimi piloti che però non erano molto bravi a comunicare quello che era appunto la sensazione con la propria moto e viceversa, altri molto bravi a fare anche questo, la differenza viene fuori. Certo, perché se sai qual è il problema, in poco tempo riesci a metterlo a posto, quindi velocemente a fare anche dei bei risultati. Se invece uno per sistemare la moto gli serve più tempo, ovviamente ha meno possibilità di regolazioni, di qualsiasi altra cosa che gli serva, ecco. Fabio, tu non solamente con Coso Compositi nelle moto in pista, anche per quanto riguarda appunto le 4 ruote qualcosina, mi sembra, nel panorama motoristico, mi sembra, non è l'unica cosa quello che fai. Beh, diciamo principalmente mi occupo di moto e bici, soprattutto riparazione di telai di biciclette in carbonio, ecco, che sono i 2 settori che mi piacciono di più. Poi insomma mi piace spaziare un po' dove c'è la possibilità di fare dei lavori particolari. È chiaro che ho fatto qualcosa anche per l'ambiente auto, ho fatto qualcosa per l'ambiente nautico, però diciamo prediligo il settore moto-bici, che sono i 2 settori che mi hanno sempre affascinato. Siete un mestiere che nasce come per te? Nasce da una passione, da ore passate diciamo nell'officina di casa A lavorare il carbonio. lavorare, provare, è nato come un passatempo, poi ho deciso a un certo punto della mia vita di lasciare la mia professione che avevo
che avevo prima. Insomma, io sono tecnico elettronico, mi occupavo di impianti d'allarme, per cui Hai cambiato tutt'altro. completamente vita. E incoraggiato un po' dagli amici che insomma mi spronavano e continuavano a dirmi prova, ho provato e eccoci qua, insomma, a lottare, no? E il salto è stato quello giusto, anche perché insomma, abbiamo visto anche prima il tuo gioiellino che ci hai portato. Senti Eric, invece secondo te come vedi un po' il panorama motoristico sulle quattro ruote? Certo, il Formula Driver, Formula Pista aiuta parecchio chi non può permettersi di scendere a gareggiare nei rally, ad esempio. Certo, sono categorie low cost, comunque c'è tanta gente che le fa, secondo me continueranno ad esserci. Ci sono anche le Formula Lady dove corrono delle ragazze, la prima Esatto. esperienza, bella. C'è la questa New storia. Lady e la Lady, sono due categorie, sono 40 ragazze che corrono, si danno battaglia, si divertono. Poi vengono anche aiutate economicamente a correre con dei mezzi, Team Colonna mi sembra che mette a disposizione, ma c'è anche TRC. Marco Racing, TRC, un bel gruppo regionale, tu sei con la TRC mi sembra. No, io sono individuale. Sei individuale proprio il tuo team, ecco. Sì, MK1 Racing Team. Ah, ecco, avevo visto, pensavo fosse un team, ecco, comunque uno dei tanti, perché c'è una bella rappresentanza a livello regionale per quanto riguarda la Formula Driver. Sì. Diciamo che la maggior parte sono tutti TRC e Team Colonna. C'è una bella lotta allora lì. Sì. Siamo ormai alle battute finali, vediamo quelli che sono gli appuntamenti del fine settimana. Domenica 7 luglio la Camecarne organizza la rievocazione storica dell'antica gara automobilistica in salita a Chiusaforte. Sella Nevea, ritrovo alle ore 8 a Gemona del Friuli, ore 12 partenza da Chiusaforte della rievocazione storica dalla provinciale Varroccolana che porta a Sella Nevea. Ricordo di nuovo, sabato 6 luglio alle ore 21 appuntamento con il campionato italiano Speedway a coppia all'Olympia Stadium di Terenzano, una gara organizzata dal Motoclub Olimpia. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, un giovanissimo pilota di Pre-GP impegnato nel campionato italiano, abbiamo avuto con noi Marco Sbaiz, ancora due ruote con Fabio Dri della Coso Compositi, ci ha portato anche la sua creazione, la sua moto. Un saluto anche a Eric Mochiutti, pilota di Formula Driver. Adesso vi lascio assieme a un stuntman un po' particolare, cose che fa girare la testa. L'appuntamento alla prossima settimana, sempre con F Motori. Ciao!